Buongiorno a tutti, mi chiamo Moresco Stefania, ho 33 anni e sono la candidata per il listino di Giuseppe Bortolussi per la provincia di Belluno. Io credo che ci sia stata offerta una grande opportunità da parte del candidato presidente Bortolussi, ha voluto schierare dei giovani al suo fianco. Noi giovani siamo il futuro ed ognuno di noi vive concretamente quelle che sono le reali problematiche e quindi di conseguenza può dare una marcia in più per cercare di risolverle. Io lavoro presso il Centro per l'Impiego di Feltre e gestisco uno sportello di area giovani, quindi una parte di formazione e orientamento nei confronti dei ragazzi per tutto quello che riguarda la scuola, la formazione e il mondo del lavoro. Proprio il mondo del lavoro credo sia uno dei grossi problemi che momentaneamente il nostro Veneto, oltre all'Italia, sta vivendo e credo che ci siano delle opportunità da dare soprattutto ai giovani per aiutarli a continuare a restare nella nostra terra e cercare di renderla migliore. Come potrete vedere in giro in questi giorni ci sono anche delle cartoline che sono state create apposta per cercare di ascoltare quelle che sono le reali esigenze dei giovani. Una regione per intraprendere, questo è uno dei motti, nel senso che noi chiederemo innanzitutto quella che è una riduzione dei costi della politica. In un certo senso chiediamo un taglio del 15% agli stipendi dei consiglieri regionali. Tutto questo per poter finanziare la ricerca e quindi creare una speranza proprio per il nostro futuro. Inoltre cercheremo di agevolare il più possibile con finanziamenti l'imprenditoria giovanile, soprattutto sul versante della green economy e quindi la tutela del nostro territorio. Noi tutti vogliamo dire un no chiaro al nucleare, ma un sì a tutto quello che sono tutte le fonti di energia rinnovabili che possono fare del Veneto il cuore verde dell'Italia ed anche dell'Europa.